Un momento storico che guarda già al futuro. Il taglio del nastro del nuovo centro congressi di Padova è già proiettato agli eventi in programma per tutto il 2022. Ecco il nuovo Padova Congress. Si tratta di una struttura unica nel suo genere in tutto il Triveneto. 12.000 metri quadri in grado di ospitare fino a 3.300 persone, con uno schermo LED wall da 140 metri quadri che lo rende la più avanzata stazione multimediale d'Europa. Direi che oggi abbiamo le carte in regola. Con questo investimento di 27 milioni di euro si dà vita a un'ospitalità di 3.225 posti a sedere, il che vuol dire uno dei più grandi centri congressi esistenti. Nato dalle ceneri del vecchio Palazzo delle Nazioni della Fiera di Padova, grazie al progetto dell'archistar giapponese Kengo Kuma, che ha saputo valorizzare lo storico portale di Luigi Strazzabosco e Amedeo Sartori, il nuovo Padova Congress ha 6 sale polifunzionali. La più grande è questa, la Sala Giotto, da 1566 posti, che oggi ha ospitato tutte le autorità per la grande inaugurazione. Giornata felice, sono felicissimo, no, felice. Abbiamo raggiunto un obiettivo molto importante dopo tanti anni. Voglio dire che non è solo merito nostro, anche le passate amministrazioni. Non mi piace arrogarmi meriti che non sono corretti. Ringrazio Santo Cono, il Presidente, che oltre a fare il Presidente della Camera di Commercio ha dedicato moltissimo tempo a questo centro congressi. Siamo molto soddisfatti anche perché abbiamo ricevuto tantissime richieste di fare congressi. Il centro congressi segna il rilancio del turismo congressuale che porterà professionisti da tutto il mondo. Nel 2022 ci sono già 30 eventi che porteranno oltre 20.000 persone a Padova, che si candida così a diventare la capitale della meeting industry. Avere un centro di congressi come questo significa veramente avere un modo di raccontare la nostra città, perché diventa il fulcro di un progetto molto più ampio che parte da questa fiera, dove il centro congressi sarà il punto di attrazione per la città, ma all'interno di una fiera dove sta nascendo la facoltà di ingegneria dell'Università di Padova, dove il Competence Center verrà inaugurato il prossimo mese di maggio, dove quindi praticamente questa diventa una vera piazza dove avverrà il trasferimento tecnologico di esperienze.